Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale. È il 3 Diamante Numero Trio 4 che Dandy Clemar prende vantaggio, squalificato. mentre ha rotto Dandy Clemar al pari Numero di Dolce 5 Indal, Dolce Indal squalificato. quindi in vantaggio Numero 1 Diamante Trio, Desideri che squalificato. però sta per lasciare strada al numero 2 di Dane K, che passa spesa 0 con Natale Cintura ed è la nuova battistrada, mentre all'esterno sono veloci Di Luca Mo, pedinato da Daniel Avu, che sono subito a ridosso dei primi, mentre terza alla corda è Jim Beam, il francese di Roberto Vecchione. Tanto Di Luca Mo senza freno sta avanzando per avvicinare Dane K. Intanto qualche fulmine si vede in lontananza su Cesena. Diamante Trio è sempre secondo alla corda davanti a Daniel Avu, che rimane in schiena di Luca Mo. Intanto il primo giro va via in 1-2 con sempre in vantaggio Dane K, allieva di Alessandro Gocciadoro, con insulchi Natale e Cintura. Tanto arriviamo al chilometro passato in 1:17,6. Siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, sempre Dane K, poi la pariglia Diamante Trio di Luca Mo, Daniel Avu stappato in questo momento da Manuel Pistone, poi l'altra pariglia formata da Jim Beam e l'otto di Danubio Tav. Cavalli sulla penultima curva con sempre in vantaggio Dane K, ma Di Luca Mo la sta pressando al suo esterno con un attacco veramente importante. Di Luca Mo mette mezzo cavallo davanti, cerca di reagire la femmina, ma l'azione del figlio di Lorenz del Ronco sembra molto efficace. Poi Daniel Avu che cerca di prendere la terza posizione, frazione in 14, ma tiene i piedini di dentro Dane K, non ha completato il sorpasso di Luca Mo e quindi la femmina cerca di rientrare con l'aiuto della curva, ma Di Luca Mo sembra ancora avere le battute migliori. Ultima curva con Di Luca Mo che cerca lo stacco finale, Dane K prova a reagire, ma Di Luca Mo viene a vincere una bellissima corsa con Giuseppe Colantonio. Di Luca Mo prova a rientrare Dane K, ma Di Luca Mo corsa vinta, Dane K in seconda posizione davanti a Daniel Avu, al quarto Jim Beam. Circa 2:30 per Di Luca Mo, Giuseppe Colantonio, Afrish Midra al training, al doppio come trainer questa sera. Il professionista albanese, e vittoria di forza di Luca Mo, questo figlio di Lorenz del Ronco. Esulta Giuseppe Colantonio, una prestazione veramente notevole. Secondo posto per Dane K, poi Daniel Avu su Jim Beam.